Guardando in una bella giornata di aprile questo paesaggio tipicamente ligure, una piccola valletta verde coronata di creste a pochi chilometri dal mare, si fatica a immaginare che proprio questo luogo sia la fonte del disastro e della devastazione che vediamo in queste altre immagini, riprese il 4 ottobre 2010 a Sestri Ponente, nella zona di Via Merano. Qui, quel giorno, il Rio Molinassi, brevissimo torrentello che scende dal Monte Contessa, portò devastazione e terrore straripando nel suo tratto terminale e inondando in particolare via Vavo. La scienza idrogeologica sa ciò che sanno anche il senso comune e l'esperienza dei contadini di un tempo. Le alluvioni si scongiurano, se non del tutto almeno in gran parte, regimentando le acque nella parte alta dei torrenti, anche di quelli minuscoli, secchi per gran parte dell'anno. Sono molti i lavori di questo tipo che sta facendo il Comune di Genova sul territorio, utilizzando anche i piani di bacino della città metropolitana di Genova, in un contesto di collaborazione fra enti. Bisogna pianificare gli interventi a scala di bacino e quindi appunto consultando i piani di bacino esistenti, ma anche aggiornandoli, migliorandoli, per poter fare delle opere che a quella scala possono contribuire veramente alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio, ma anche alla sua riqualificazione. Quindi il rapporto che ci può essere e che ci potrà essere in futuro tra comune, ente pubblico, comunque città metropolitana, è proprio secondo me mirato a questi aspetti qua, cioè a una visione generale di riqualificazione del territorio oltre che alla sua messa in sicurezza. Anche per il Rio Molinassi, quindi, dopo il disastro del 2010, le opere finalizzate a evitare future alluvioni sono state fatte nella cosiddetta testata, ovvero nella parte iniziale di montagna del bacino idrogeologico, in questo caso nella zona del santuario di Sant'Alberto. Qui esistono ben 7 frane, una in fila all'altra, alcune piuttosto grosse, e siccome il materiale di frana è per sua natura molto instabile, eventuali piogge violente lo trascinano a valle, provocando devastazione. I lavori effettuati hanno quindi avuto come finalità rimuovere il più possibile il materiale di frana e, dove non era possibile rimuoverlo, incanalare le acque piovane in modo che venissero a contatto il meno possibile con tale materiale, oppure che vi scorressero sopra in modo lento e non veloce. La prima domanda che sorge però è come mai nella zona di Sant'Alberto ci sono ben 7 frane una accanto all'altra? Perché questa roccia è così franosa? Si tratta di materiale di serpentinoscisti, quindi una roccia che è in condizioni strutturali pessime, molto fratturata, scagliosa e che quindi dà origine a delle scariche di detrito ogni volta che il tempo comporta eventi meteorici importanti. Il primo lavoro che ci viene mostrato è una canaletta per convogliare le acque piovane. Questa si chiama canaletta Trenchemat ed è formata da 3 tessuti. Sono dei tessuti particolari, alla base c'è un telo in PVC che è impermeabile, seguito da un tessuto non tessuto a cui è ancorato un tessuto grimpante molto robusto che ha la caratteristica di rallentare il flusso dell'acqua e anche del materiale terroso che trasporta. Quindi la velocità viene automaticamente rallentata proprio dal materiale stesso. In più è un materiale leggero che si può trasportare anche nelle zone più impervie a mano. La canaletta che abbiamo visto è solo uno dei lavori fatti, che sono costati in tutto 1.100.000 euro e sono stati eseguiti in circa un anno, a cavallo fra il 2015 e il 2016. Vedremo adesso le altre e più imponenti opere che il Comune di Genova ha eseguito nella zona, lungo il tratto di poche centinaia di metri della strada sterrata che, dal santuario di Sant'Alberto, giunge fino alle ultime case sotto la vetta del Monte Contessa. La prima opera è la ricostruzione della stessa strada, crollata in più punti dopo l'alluvione del 2010. Ecco poi un lavoro di ingegneria naturalistica, un'imponente palificata. Si tratta di palificati in legname a doppia parete. È una incastellatura di tronchi in massello in questo caso di larice stagionato, materiale che è stato portato direttamente dall'impresa che ha fatto il lavoro, che era della Valtellina, quindi materiale di ottima qualità, che consente di sistemare all'interno il materiale lapidio già presente in zona, che era frenato in zona
e quindi ci ha consentito di evitare il trasporto e discarica di questo materiale e anzi di usarlo per interventi di messa in sicurezza. Questa opera in montagna se ne vedono parecchie, è un'opera che ha anche una buona durata nel tempo e diciamo che l'aspetto di qualificazione è ottimo perché è un aspetto naturale e appunto consente interventi anche abbastanza leggeri in un contesto come questo, vicino alla città ma decisamente di campagna. Più avanti, un'opera particolarmente complessa realizzata per contenere il materiale franato, che qui non poteva essere integralmente rimosso, e rallentare la discesa dell'acqua a valle in caso di pioggia. L'opera è composta di diverse parti. In alto dei paramassi con dietro un vallo dove in caso di pioggia il materiale può depositarsi e fermarsi. Sotto 2 briglie, costituite con sassi reperiti in loco e tronchi di larice, per rallentare il deflusso dell'acqua durante forti piogge. Infine in basso una grande vasca di sedimentazione. Un lavoro simile è stato poi fatto un po' più avanti, sull'ultima delle 7 frane della valle. Un aspetto importante di tutti questi interventi è il riutilizzo del materiale franato, che ha evitato traffico inutile di mezzi pesanti e ridotto i costi di smaltimento in discarica. Lavori utili e di non eccessivo impatto paesaggistico, anche se da questo punto di vista si segnala negativamente questo guardrail di dimensioni abnormi, più adatto a un'autostrada che a una stradina di campagna. Obblighi di legge, normative europee a cui non si può sfuggire.